Si sono dati alla fuga inutilmente, una volta fermati sono stati denunciati. Nelle maglie dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, che hanno intensificato i controlli della circolazione stradale, sono finiti due minorenni padovani, un quindicenne e un diciassettenne, che alle 23:30 di ieri a Castelfranco Veneto, a bordo di uno scooter, hanno tentato di eludere un posto di controllo dei carabinieri di Castelfranco Veneto in via Circonvallazione Est. Dopo un breve inseguimento, i militari dell'Arma sono riusciti a bloccarli e a capire perché si erano dati alla fuga. Ai due ragazzi sono stati trovati circa 30 grammi di hashish, un grammo di marijuana e un bilancino di precisione. Per i due giovanissimi deferiti all'autorità giudiziaria è scattata la denuncia a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti e resistenza pubblico ufficiale. I carabinieri continueranno a pattugliare le strade anche in questo ultimo fine settimana di agosto. Già da ieri sera le pattuglie della compagnia Carabinieri Vittorio Veneto in particolare hanno effettuato posti di controllo lungo la strada provinciale 2 tra Valdobbiadene e Montebelluna, la strada statale 51 tra Vittorio Veneto e Conegliano, la strada provinciale 71 tra Sacile e Cordignano. Particolare attenzione sarà rivolta anche sulle arterie della viabilità ordinaria in direzione dei caselli autostradali, della A27 di Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud.